Il disastro in Emilia-Romagna riporta l'attenzione sui corsi d'acqua, in particolare sul Piave. L'allarme del consorzio Regimazione Idraulica Fiumi, urgente pulirlo dai detriti. A Treviso il presidio regionale dei lavoratori della sicurezza privata che chiedono il rinnovo del contratto nazionale e il riconoscimento dei rischi che corrono ogni giorno. Tante storie tra i lavoratori in presidio. Mauro: io picchiato in ospedale. Melania: ogni giorno dico ai miei figli non so se mamma torna a casa stasera. Elezioni a Treviso, risultati definitivi dopo il pasticcio al seggio delle Carrere. La lista Conte guadagna un altro consigliere, sale a 12, il PD ne perde uno, rimane fuori il vice sindaco uscente Andrea De Checchi. Delitto di Varago, Imene è morto in una manciata di secondi, non può aver rincorso nessuno, altro che legittima difesa, così l'avvocato della famiglia della vittima. Nulla osta concesso, la salma in Algeria fra 2 giorni. Presentato a Mogliano l'atteso piano di riqualificazione dell'area ex Nigi sul Terraglio, previsti un ipermercato da 4.000 metri quadrati, la nuova sede della Polizia Locale e della Protezione Civile. L'opposizione all'attacco, in Consiglio mai discussa la deroga da 1.500 a 4.000 metri quadrati, daremo battaglie, un altro ipermercato ucciderà i negozi del centro e aumenterà il traffico. Lutto cittadino domani ad Asolo, nel giorno dei funerali in Duomo di Monsignor Giacomo Lorenzon, l'ex rettore del Collegio Pio X di Treviso, che nel 2007 era diventato parroco della città. Presentato il Giugno Antoniano, un mese di eventi a Padova per celebrare Sant'Antonio e il suo messaggio di pace. Sarà il vescovo di Rimini a celebrare la prima messa della Tredicina, creando un collegamento ideale con le popolazioni colpite dal maltempo. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Mentre purtroppo sale il numero delle vittime nel disastro dell'Emilia-Romagna e mentre continuano a partire volontari da tutto il Veneto e anche dalla Marca trevigiana, il dramma che si sta consumando in Emilia-Romagna riporta l'attenzione anche qui da noi sui fiumi, sui corsi d'acqua, in particolare sul Piave. È una risorsa ma può anche diventare un pericolo, dice chi lungo il fiume vive e lavora. L'allarme. Il Piave è una bomba a orologeria. Se nel 2018, con metà acqua del 66, qui a Fagarè, dopo che hanno alzato l'argine di 70 cm, per 10 cm non tracimava, questa è la dimostrazione, avendo metà acqua del 66, questa è la dimostrazione, è la prova provata. Questa è l'analisi del Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi a tutela del Piave, quanto mai attuale dopo il disastro che ha colpito le popolazioni dell'Emilia-Romagna, un dramma provocato dalle abbondanti precipitazioni arrivate dopo mesi di siccità. In poche ore è caduta una quantità di pioggia pari alla metà di quella che solitamente si registra in un anno. Non vi sono state le conseguenze tragiche della vicina Romagna, ma anche in Veneto si sono verificati fenomeni significativi. A maggio, in 13 giorni su 15, sono caduti mediamente 130 mm di pioggia, valore superiore a quello medio dell'intero mese stimato in 115 mm. Ad oggi dunque si registra una situazione di surplus pluviometrico rispetto agli apporti attesi a fine mese. Di fronte ad eventi atmosferici eccezionali, i fiumi rimangono gli osservati speciali, oggi come in passato, quando le piene del Piave si ripetevano nel tempo, come documentato da carteggi appartenuti a Vittorio Emanuele II. I rischi però nel corso dei secoli sono aumentati, basta analizzare i dati rilevati dagli ingegneri idraulici sull'innalzamento del livello del fiume. Dal 2000 al 2020 la media del Piave, parlo da Ponte del Piave fino a Ponte de Fener, di 3 metri, dai 3 metri, 3 metri e mezzo. L'Ovadina, lei sa che sopra il ponte dell'autostrada a monte, adesso ci troviamo circa 1 metro più alto del piano campagna. Alcuni anni fa eravamo 2 metri più basso. Qual è il problema? Se rompe là, Treviso è matematico che va sotto acqua, perché da Ponte della Priula a Treviso c'è un dislivello dai 45 ai 50 metri. Per limitare i danni di eventuali esondazioni, in passato era stata progettata la realizzazione di 4 grandi casse di espansione. Zanardo preferisce non entrare nel merito, ma mette sul tavolo una possibile prima alternativa. Si poteva tentare una più in giù, dove c'era navigabilità più piccola, a vedere se funzionano. Perché le vasche di espansione sono state concepite subito dopo l'alluvione del 66, oggi il Piave non è più quello. La pulizia dell'alveo del Piave resta però per Zanardo il vero principale intervento da attuare. Noi dobbiamo pulire il Piave. Dentro l'alveo deve essere scevro, libero dalle piante, ed è quella
trasporto di materiale che deposita. Pulizia che veniva effettuata già ai tempi della Serenissima. Una volta dovevano pulirlo col badile, oggi abbiamo i mezzi meccanici che possiamo fare molto. Certo, non è che si risolva al 100% la sicurezza, ma l'80% sì. Una notizia dell'ultima ora con un gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio in località 9 sul Fadalto a fianco al lago Restello. In zona vittoriese un impatto violentissimo tra un'auto e una moto. Sul posto intervenuti gli operatori del SU 118 con l'eli soccorso. Gravissimo il motociclista. Medico e infermieri hanno stabilizzato il ferito per poterlo trasportare d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso. Dunque in gravissime condizioni un motociclista dopo uno schianto contro un'auto nel vittoriese lungo il Fadalto, purtroppo zona teatro di tanti drammi sulle strade, soprattutto con vittime motociclisti. Adesso parliamo della sicurezza, o meglio dei lavoratori della sicurezza privata, guardie giurate, chiamiamoli vigilantes o guardie giurate. Ebbene, stamattina il presidio regionale a Treviso dei lavoratori della sicurezza privata, dal rinnovo del contratto al mancato riconoscimento dei rischi tra le problematiche portate in piazza da CGIL, CISL e UIL. 10.000 lavoratori in Veneto, di cui 1 migliaio nella Marca, impiegati nei servizi di sicurezza e vigilanza privata. Circa in 200 in rappresentanza del comparto sono arrivati da ogni provincia a Treviso per il presidio regionale. Per chiedere che il rinnovo del contratto collettivo nazionale venga sottoscritto presto, per chiedere aumenti significativi sulla massa salariale. Siamo ancora molto distanti tra le richieste delle organizzazioni sindacali e quello che offrono le aziende, e siamo qui per chiedere un rinnovo dignitoso che centri le nostre richieste e che accompagni questi lavoratori. Più formazione, più contratti stabili, meno condizioni di lavoro peggiorative. A questo si aggiungono orari di lavoro che rendono complicata la conciliazione tra vita privata e professionale. Sono lavoratori che lavorano nella stragrande maggioranza durante l'orario notturno, pertanto per poter, come dicevamo prima, garantire a se stessi e alla propria famiglia una retribuzione dignitosa, sono costretti a fare tante ore anche di straordinario. Pertanto lavorando la notte fanno 10, 12, anche 13 ore di lavoro. Quando la famiglia sta per iniziare la giornata, il più delle volte loro devono andare a dormire. Per Marchetti della Tux UIL regionale c'è poi un paradosso legato al settore della vigilanza in continua evoluzione. Sia i servizi fiduciari che le guardie giurate operano comunque in appalti pubblici, lavorano in servizi sempre più specializzati dove viene chiesta sempre più specializzazione, quindi in cambio della specializzazione non hanno il salario. Quindi questo noi diciamo che è assolutamente un paradosso. Questi lavoratori attendono poi da anni la riforma della loro qualifica giuridica. Grazie a Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica che c'è stato, che nel 2008 ha detto sì, queste povere guardie non possono essere qualificate operai, ma le facciamo diventare almeno incaricati di pubblico servizio. Stiamo aspettando questa qualifica di pubblico ufficiale, speriamo, come le altre forze dell'ordine. Se non dovessero arrivare queste risposte? Continueremo la mobilitazione anche utilizzando lo sciopero in coordinamento con le nostre segreterie nazionali e in maniera unitaria. Tante le storie emerse al presidio di questa mattina a Treviso, tra straordinari e rischi quotidiani. Prestavo servizio presso il pronto soccorso della città dove io opero, un'esagitata è entrata e ha incominciato ad aggredire. Per difendere il personale sanitario mi sono dovuto intromettere e ho preso botte. È finito in ospedale? Certamente con prognosi attesa, nessuna tutela su niente. Mauro Galdi lavora come vigilante all'interno degli enti pubblici e spesso è stato vittima di aggressioni come quella raccontata. La sua è una delle tante storie emerse nel corso del presidio dei lavoratori della vigilanza privata in Piazza delle Istituzioni a Treviso. Poi c'è la testimonianza di Melania, mamma di 2 figli, presta servizio di sicurezza per il trasporto valori. Lavoro dalle 8 alle 10 ore al giorno, a volte anche 12, racconta. Non hai la possibilità di poterli accompagnare a scuola, come non hai la possibilità di poterli andare a prendere a scuola, perché sai quando inizi e non si sa mai quando si finisce. Lei, come gli altri colleghi, lamenta l'assenza di tutele sia sul fronte contrattuale che per quanto riguarda la sicurezza. Facciamo tante ore, non veniamo retribuiti per quello che dovrebbe essere e in più io ho grosse difficoltà per la conciliazione familiare, un problema che purtroppo
oggi come oggi non ci permette di vivere in pieno, non siamo tutelati su nessun settore, nel senso che comunque anche quando trasportiamo i nostri valori e siamo in mezzo a una strada e abbiamo delle difficoltà anche con i mezzi, soprattutto con i furgoni, non siamo tutelati. Quando uscite al mattino o alla sera per iniziare il vostro turno di lavoro, qual è il primo pensiero che fate? A mia figlia gli dico: papà non sa a che ora rientra stasera. Noi ogni volta c'è un segno della croce, perché diciamo sempre speriamo di tornare a casa e di non avere problemi insomma, di non avere sinistri e quant'altro. La cronaca, torneremo fra poco alla cronaca, ma adesso c'è la politica con le elezioni comunali, perché ci sono i risultati definitivi dopo il pasticcio, lo ricorderete, del seggio delle Carrère. Parliamo ovviamente delle elezioni a Treviso. La lista Conte guadagna un altro consigliere e sale a 12. Il PD ne perde uno e avrà 5 eletti in consiglio. È ufficiale l'uscita dal consiglio comunale del vice sindaco uscente Andrea De Checchi. A 3 giorni dalla chiusura delle urne si è finalmente risolto il pasticcio al seggio 65 delle scuole Carrère, che ha costretto l'invio delle schede all'ufficio centrale per il conteggio definitivo di voti e preferenze, e dagli ultimi calcoli ad uscirne penalizzato è il Partito Democratico, che vede scendere il numero di consiglieri da 6 a 5. L'altra notizia è quella che vede fuori dal consiglio comunale Andrea De Checchi, vice sindaco azzurro del Conte 1, che nonostante le 349 preferenze cede il passo a Davide Acampora, che di voti ne ha portati a casa 457. La lista Mario Conte sindaco cresce ancora, portando a Palazzo dei 312 consiglieri. L'exploit della lista infatti ha fatto guadagnare un ulteriore premio di maggioranza, la partita tra centrodestra e centrosinistra più terzo polo, che si chiude a 22 a 10. Il tutto al netto di quelle che saranno le decisioni del sindaco per la scelta degli assessori, che comporranno la nuova squadra e che quindi andranno a liberare dei posti in consiglio per i primi dei non eletti, sempre che si tratti di chi rimane nella parte più alta della classifica, altrimenti, come nel caso di Gloria Tessarolo, 17ª per preferenze, un suo ritorno in giunta non andrebbe a cambiare il numero dei consiglieri. Probabile un ripescaggio di Andrea De Checchi, che potrebbe rientrare in giunta, così come appare scontata la nomina del recordman Alessandro Manera, vice sindaco in pectore con 761 preferenze. Del terzo polo entra in consiglio il solo candidato sindaco Nicolò Rocco, restano fuori 5 Stelle ed il Popolo della Famiglia. Sabato alle 11 nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso l'ultimo saluto a Roberto Gazzola, mancato ieri a 83 anni, molto noto in città per la sua attività di commercialista e in passato revisore dei conti della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana e di Fondazione Cassamarca, presidente del Treviso Rugby negli anni 70, viaggiatore, persona di grande cultura, lascia la moglie Elisabetta e i figli Francesco, ingegnere, e Alessandra, commercialista e assessore della giunta Manildo. Sabato a Madonna Granda dunque il funerale alle 11. Torniamo a parlare del delitto di Varago di Maserata. Aymen è morto in una manciata di secondi, non può aver rincorso nessuno, non si è trattato di legittima difesa. Così l'avvocato Luciano Meneghetti, legale della famiglia della vittima. Intanto c'è il nulla osta della magistratura. Secondo me si scardina la tesi della legittima difesa, anche se c'erano buoni elementi per ritenere che quanto affermato da Fiorindi fosse inventato circa la legittima difesa anche prima dell'autopsia. Non ha dubbi l'avvocato Meneghetti, è stato omicidio volontario. L'esame autoptico avrebbe dimostrato che il 17enne Aymen non avrebbe potuto fare nemmeno un passo, è stramazzato a terra in pochi istanti, mentre Fiorindi aveva detto agli investigatori di essere stato inseguito dalla vittima. Questo è un dato di fatto che esclude la tesi, sembra difensiva, del reo confesso, secondo cui lui sarebbe stato inseguito, cosa impossibile in base alla ferita per cui è morto Aymen. La difesa ha chiesto alla procura accertamenti esterni sul corpo di Elia Fiorindi, se avesse o meno contusioni e traumi, e gli esami tossicologici. Altro punto che l'avvocato tiene a precisare: non sarebbe mai stato trovato quel fantomatico coltello che secondo l'aggressore avrebbe avuto la vittima, colpita invece ben 4 volte dal suo assassino con un coltello a punta seghettato. 2 ferite, quella mortale sotto l'ascella che ha raggiunto il cuore, poi all'addome e 2 tagli alla schiena. E poi un altro elemento che mi preme e che era già prima evidente, se fosse vera la tesi di quanto sostenuto da Fiorindi circa la minaccia per avere della droga gratis,
bisognerebbe dimostrare che Aymen fosse uno spacciatore. Gli amici, la scuola, chiunque hanno escluso che il 17enne, ha spiegato il legale, fosse dedito alla cessione di droga, e poi il giallo del cellulare di Aymen, dal quale lui non si separava mai. Il ragazzo non si separava mai dal cellulare, è uscito di casa, come visto per ultima volta dalla madre, con il cellulare in mano, è andato in una casa di amici dove ha passato una mezz'oretta. Gli stessi amici hanno detto che è uscito anche da quella casa con il cellulare in mano per andare in centro a Varago, quindi la cosa sicura è che lui aveva il cellulare. È arrivato il nulla osta per la sepoltura del 17enne. Sarà l'ambasciata algerina a disporre tutti i documenti per il trasferimento della giovane vittima nel suo paese d'origine, forse già nei prossimi 2 giorni. Andiamo a Mogliano adesso, perché dopo lunga attesa è stata presentata questa mattina la proposta di accordo pubblico-privato per la riqualificazione dell'area ex Nigi sul Terraglio, un piano da più di 3,5 milioni di euro che porterà nell'area un ipermercato e le sedi di protezione civile e polizia locale. Quest'area, che è un'area strategica della città, che sta proprio alla porta nord della nostra città, viene recuperata con questo intervento, che è un intervento di rigenerazione urbana. Questo fabbricato, che è un fabbricato storico, che ha una sua dignità architettonica, viene recuperato. Non viene costruito un solo metro cubo nuovo, ma viene restaurato e viene data una nuova funzione, una funzione commerciale, non nella sua totalità, che sono 11.000 metri quadri il fabbricato, ma in una parte si parla di 4.000 metri quadri di trasformazione a commerciale. Un progetto di riqualificazione di un'intera area dismessa. L'ex maglificio, costruito negli anni 60, è stato il risultato degli stringenti vincoli estetici che l'amministrazione comunale di allora pose, vista la posizione lungo la strada napoleonica e la vicinanza a ben 2 ville venete. Un'area che non sarà demolita ma riqualificata. Un investimento importante, ma che soprattutto porta un beneficio pubblico alla città di Mogliano Veneto enorme. Parliamo di 3.660.000 euro in opere, 2 opere fondamentali che costituiscono la nostra cittadella della sicurezza. Quindi la sede della polizia locale, del corpo intercomunale di polizia locale tra i comuni di Mogliano, Casiere e Preganziol, e la sede della protezione civile di Mogliano Veneto. I lavori di manutenzione e consolidamento strutturale del fabbricato sono già iniziati, ma per il completamento del progetto si dovrà aspettare il 2025. L'iter urbanistico è molto lungo, perché si tratta di fare una variante seppur semplificata al PAT, ma anche dobbiamo fare una variante al nostro piano degli interventi, e poi il procedimento è sottoposto anche a valutazione di impatto ambientale da parte della provincia, quindi l'iter è abbastanza lungo e si parla di taglio del nastro nel 2025. Intanto l'opposizione a Mogliano Veneto proprio sul progetto è già all'attacco, sentiamo perché. Un progetto di cui non sapevamo praticamente nulla, si fa tanto vociferare in paese ormai da qualche anno di questo accordo sull'area ex Nigi, però come tutte quante le varianti al piano degli interventi, prima di dire si fa, deve essere approvata dal Consiglio Comunale. Arriva come una doccia fredda per l'opposizione di Mogliano Veneto la notizia della conferenza stampa per presentare il progetto definitivo di riqualificazione dell'area ex Nigi. Stante le pianificazioni urbanistiche vigenti e previste dal piano d'assetto del territorio approvato dal centro-sinistra, in quell'area si era tolta la possibilità di far sorgere un centro commerciale e abbassato a 1.500 metri quadri la possibilità di costruire, contro i 4.000 previsti. Dato il mancato passaggio in Consiglio Comunale per l'approvazione della deroga al piano, l'opposizione promette battaglia. Purtroppo questa possibilità non ci viene data, perché il sindaco a colpi di maggioranza pensa già che questo sia un dato scontato, ma vi posso assicurare che un dato scontato non sarà, perché da oggi partirà una battaglia in città molto dura che la porteremo fino a dentro al Consiglio Comunale, e non è una battaglia già scritta. Sbagliata per l'opposizione l'idea di un ipermercato che contribuirebbe ad aggravare il traffico sul Terraglio già congestionato. Le istanze sono quelle che ci derivano dal territorio, innanzitutto dall'Ascom, che chiede a gran voce che non si costruiscano più medie o grandi strutture di vendita all'interno del territorio, perché sennò il tessuto urbano dei commercianti viene ulteriormente depauperato rispetto a quello che c'è già, ma anche rispetto al traffico su quell'arteria. I cittadini ogni giorno sono vessati dalle code
scuole, eccetera, eccetera. E cosa facciamo? Continuiamo a mettere servizi sul terraglio in maniera tale che la gente abbia ulteriori motivi ancora per doverci stare? Non può essere. Dunque una battaglia che appena inizia, vedremo come continuerà. La polemica, un'altra polemica, ma allarghiamo il raggio, una polemica più politica ancora, è quella sull'autonomia, o meglio il dossier del Senato sui costi dell'autonomia e quei pericoli di disparità in quel dossier appunto che è apparso e poi è scomparso e che continua a far discutere in questi giorni. C'è la Lega all'attacco, il PD caustico, problemi evidenti in maggioranza. Se la burocrazia romana o qualche esponente di qualsiasi partito pensa di prendere in giro i veneti ancora con queste teorie, allora noi lo rimandiamo al mittente, perché è una presa in giro e i veneti sono stati presi in giro per troppi decenni, è ora di finirla. L'ennesimo sgambetto, politicamente voluto o meno, non potevano lasciare strascichi e a poco è servito il chiarimento del ministro Calderoli, criticità meramente ipotetiche, non certo oggettive. Il vulnus aperto dal dossier del Senato, pubblicato sul sito di Palazzo Madama e diffuso sui social, poi degradato a bozza da verificare, sui pericoli di disparità tra regioni con il DDL autonomia, continua a far male a sentire le reazioni del Carroccio in Veneto. Se vogliono darci questa autonomia, bene, c'è un contratto fatto tra Fratelli d'Italia e Lega, di cui uno vuole il presidenzialismo, qualcun altro vuole l'autonomia. Credo che se si vuole lavorare assieme si può fare. Certo che queste cose che qualche furbastro di palazzo fa deve essere stanato e anche allontanato, perché non si può lavorare così. Per il centro-sinistra la conferma che i rapporti tra Lega e Fratelli d'Italia restano in fibrillazione costante e, aggiunge il segretario veneto dei Dem, in quel documento di tutto rispetto, perché redatto con un'analisi tecnica super partes, non c'era nulla che non si sapesse già. Diceva sostanzialmente che essendoci una clausola di invarianza finanziaria, cioè non si possono mettere nuove risorse, così c'è scritto in uno degli articoli del provvedimento di Calderoli, c'è il rischio di creare disparità nel nostro paese, e quindi l'idea era quella di mettere il legislatore, cioè il Parlamento, di fronte a delle difficoltà che sono del tutto evidenti. Per la Lega solo fumo negli occhi da parte di chi l'autonomia non la vuole. Ma queste disuguaglianze chi le ha create? Perché viviamo in uno stato dove l'autonomia del Veneto non è mai esistita, e io aggiungo purtroppo, non è mai esistita in Lombardia né in Emilia Romagna, eppure le diseguaglianze si sono create e si sono evolute in questi decenni. Quando sento che in questo documento c'è scritto che si andranno ad intaccare, diciamo, i livelli essenziali di prestazione e ci sarà più disuguaglianza in questi, innanzitutto non ci sono ancora i livelli essenziali di prestazione. L'idea di questi burocrati è abbassare tutti allo stesso livello e quindi portare tutti al ribasso per fare in modo che allora non ci siano più disuguaglianze, non una uguaglianza al rialzo cercando di far star meglio i propri cittadini, ma una uguaglianza al ribasso. Per i Dem invece la soluzione c'è ed è sempre una, l'alternativa presentata già da mesi. Ricordo che la proposta di Calderoli è abbinata la mia, che si pone l'obiettivo di ridurre quelle che sono le materie su cui è possibile differenziarsi, innanzitutto togliendo la materia dell'istruzione da quelle dell'autonomia differenziata. Vediamo come proseguirà la discussione. Ho l'impressione, come ho detto, che nella maggioranza ci sia più di qualche problema. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Sarà lutto cittadino domani per il comune di Asolo nel giorno dei funerali del Monsignor Giacomo Lorenzon. Dopo aver insegnato storia e filosofia al Pio X, al Collegio Pio X, era diventato rettore del Pio X, segnando un pezzo di storia per l'Istituto di Borgo Cavour. Originario di Macerata, nel 2007 era diventato parroco di Asolo. Nelle ultime settimane le condizioni di salute si erano aggravate, ricoverato nei giorni scorsi per un intervento chirurgico all'ospedale Cafoncello. È morto a 74 anni. Bandiera mezz'asta domani in città per l'ultimo saluto che si terrà in Duomo ad Asolo alle ore 15 a celebrare le esequie il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Andiamo adesso a Padova per parlare però di un evento che riguarda anche tantissimi fedeli trevigiani, ovvero gli eventi del Giugno Antoniano.
Torna il Giugno Antoniano, il mese di iniziative spirituali e culturali dedicate a Sant'Antonio. Il tema della pace sarà il leitmotiv di una serie di eventi del cartellone culturale. Una pace che parte innanzitutto dai contesti in cui siamo. Antonio denunciava con grande forza ingiustizie e sopraffazioni nel territorio, ma evidentemente anche un anelito ad una pace che possa giungere in quelle popolazioni di cui noi sappiamo, Ucraina, Sudan, per citare soltanto alcune delle popolazioni più travagliate da questo punto di vista oggi. L'immagine scelta per i manifesti che accompagneranno le celebrazioni antoniane è un affresco di Pietro Annigoni, custodito nella Cappella delle Benedizioni, in cui Antonio è ritratto mentre predica i pesci, evento successo 800 anni fa, quando il giovane frate, non ascoltato dalle persone, decide di annunciare il Vangelo a creature semplici ed innocenti. Nel 1223, dunque 800 anni fa, Sant'Antonio a Rimini predicava i pesci e, non ascoltato dalle persone, decide di annunciare comunque il Vangelo. Ecco, per noi significa che è importante comunque annunciare il messaggio di Gesù indipendentemente da chi lo ascolta, e forse poi con la sorpresa di scoprire che questo messaggio contro le ingiustizie, per la pace, per la solidarietà, è un messaggio che viene comunque accolto. E sarà il vescovo di Rimini a celebrare la prima messa della Tredicina, creando un collegamento ideale con le popolazioni colpite dal maltempo di questi giorni. Il cartellone del Giugno Antoniano sembra ricordare e richiamare in qualche modo anche un paesaggio disastrato, ed è così che lo vediamo in questi giorni proprio in Emilia-Romagna, quindi per noi diventa anche l'opportunità per diventare solidali nella vicinanza con tanti fratelli e sorelle che in questo momento, ecco, davvero soffrono il peso di una tragedia così grande. Le notizie dal Bellunese adesso. In primo piano c'è Belluno e la sicurezza, o meglio la rappresentazione della sicurezza a Belluno. La città è il capoluogo che finisce in un talk show nazionale molto noto che definisce la città come fosse un Bronx. Scatta evidentemente la reazione immediata. Diciamo che cominciamo ad avere dei problemi. Mi ha fatto 6 tagli profondi, ho il negozio pieno di sangue e non me l'aspettavo così, veramente. Offesi prima come cittadini e poi come amministratori e decisi a chiedere che si ristabilisca la verità. E questa è la reazione delle opposizioni in Consiglio Comunale al ritratto di Belluno fatto nella trasmissione Fuori dal Coro di Mario Giordano. Credo per tutti noi cittadini di Belluno una reazione di indignazione sicuramente, e anche di grande delusione, perché per anni si è costruita un'immagine, peraltro aderente alla realtà, di una città che era la capitale della qualità della vita, una delle città più sicure d'Italia, una delle città più green e più turistiche, e improvvisamente nell'arco di poco si va a costruire, a causa di un continuare a parlare di un tema che oggettivamente a Belluno c'è poco, ma c'è sicuramente, non si può abbassare la guardia, ma a causa di questo ingigantire ci troviamo sui network nazionali come una delle capitali dell'insicurezza e del degrado, cose peraltro che non sono vere né dai dati né dalle immagini che vengono riportate, che non riguardano la città di Belluno. L'ex sindaco non ha dubbi, se fosse accaduto durante il suo mandato avrebbe immediatamente agito in ogni modo per arginare il danno d'immagine creato a una città a forte vocazione turistica da un servizio televisivo in cui tra l'altro si fa riferimento a fatti avvenuti a Feltre, Fener e Ponte nelle Alpi. Stupiscono invece i 2 giorni di silenzio dell'amministrazione De Pellegrini, che pure della sicurezza aveva fatto un proprio vessillo elettorale. Mi aspetto che prenda una posizione molto forte nei confronti di questa trasmissione. Non dico chiedere il danno, però mandare, diciamo così, una censura a questa trasmissione, dimostrando che la città di Belluno non è quello che è stato rappresentato e che siamo indignati rispetto all'immagine che è uscita da questa trasmissione. E in serata è arrivata la risposta a firma Oscar De Pellegrin, il sindaco, e Raffaele Addamiano, di cui nel servizio era stata estrapolata anche una intervista. Da parte di sindaco e assessore alla sicurezza si sottolinea come l'aver fatto intendere che Belluno sia diventato una città invasa da violenza, spaccio e baby gang
è disinformazione strumentale finalizzata solo a fare uno scoop scandalistico definito nella nota meschino e a favore solo di pochi disattenti osservatori. L'amministrazione comunale vuole che il grave pregiudizio arrecato venga adeguatamente risarcito e si è detta in mancanza di un concreto ravvedimento da parte della redazione di Fuori dal Coro, decisa a tutelare la città nelle sedi più opportune, giudiziarie e non. Questa è dunque la posizione del Comune della Giunta di Oscar De Pellegrin. Parliamo adesso di lavori, di cantieri, soprattutto di Olimpiadi. Le notizie dei ritardi nei cantieri per le Olimpiadi di Milano Cortina sono preoccupanti, a dirlo è Paolo Ghiotti, presidente di ANCE Veneto, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Bisogna recuperare il tempo perso per garantire che le opere siano portate a compimento nei tempi previsti, dice Ghiotti. Oggi il Sole 24 Ore scrive: per le grandi opere del Veneto ormai il traguardo si è spostato oltre il 2026. Le varianti di Cortina e di Longarone non saranno pronte per le Olimpiadi, ma ci si augura almeno di farle partire entro l'avvio dei giochi. Una prospettiva, conclude Ghiotti, inaccettabile. Non devono esserci opere incompiute. A proposito di cantieri, torniamo a Belluno. Utilizzo vietato di una fila di posti auto in via San Biagio. Lo reso necessario il cantiere in corso. Tra una decina di giorni i lavori dovrebbero essere conclusi. Restyling in corso al parcheggio di via San Biagio. Il piazzale sarà impermeabilizzato lungo il perimetro con la sostituzione di guaine e grondaie. L'intervento era necessario per rendere impermeabile la pavimentazione del parcheggio. È un intervento atteso da molto tempo, qui c'è da sostituire la guaina e anche le grondaie di scarico di questo piazzale importante per la città di Belluno, che è sempre molto utilizzato. Purtroppo nel tempo non sono state fatte manutenzioni, adesso riprendiamo a fare quello che serve, sono circa 23.000 euro di intervento e il primo intervento poi seguirà ovviamente sempre con disponibilità di soldi a fare anche la copertura del piano stradale e del mettere in sicurezza i garage che stanno sotto. I lavori stanno purtroppo procedendo a singhiozzo a causa del maltempo, ma si spera possano concludersi entro una decina di giorni. Il cantiere consiste nel rifacimento delle sigillature in guaina lungo il lato dove si trova il muro di sostegno della strada. Si procederà quindi con il rifacimento dell'impermeabilizzazione del giunto di dilatazione tra il garage parcheggio e il fabbricato adiacente. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi con le indiscrezioni, la nomina ufficiosa, è arrivata l'ufficializzazione di Giuseppe Dalben, commissario dell'ULSS 1 Dolomiti. L'incarico è conferito da oggi fino all'attribuzione dell'incarico di direttore generale della medesima ULSS, salvo diverse determinazioni del presidente della giunta regionale. Dalben dunque mantiene comunque, come avevamo già detto, l'incarico anche di direttore generale dell'azienda Ospedale Università di Padova e non percepirà emolumenti per il nuovo incarico. Domani dovrebbe esserci anche la prima uscita ufficiale alla guida anche dell'ULSS 1 Dolomiti. Adesso invece parliamo della festa della Sensa, perché domenica Venezia rinnova lo sposalizio con il mare e celebra il gemellaggio con il comune di Longarone. Noi ti sposiamo, mare, in segno di vero e perpetuo dominio. Quando il mare, tra il brusio delle onde della Serenissima, si sposa con il silenzio commemorativo della montagna, le Dolomiti, accade domenica prossima, 21 maggio, in occasione della festa della Sensa, quando Venezia rinnova lo sposalizio con il mare e celebra il gemellaggio con il comune di Longarone, proprio nella ricorrenza dei 60 anni del disastro del Vajont, quando nel 1963, come noto, la comunità bellunese venne funestata dalla morte di 1917 persone, tra cui 987 tra bambine e bambini al di sotto dei 15 anni. Io ringrazio il sindaco Luigi Brugnano che ha avuto l'idea di darci questa straordinaria opportunità e soprattutto di condividere con noi questo momento così importante per la città di Venezia. Quest'anno sarà la città di Longarone a ricevere l'anello dogale del gemellaggio adriatico, che verrà restituito dalla città ucraina di Odessa, a cui era stato dato in custodia nell'ultima edizione del 2022, gemellaggio che avverrà anche nel nome del fiume sacro alla patria, il Piave. Il Piave nasce sul Peralba, finisce a Venezia e devo dire anche dal punto di vista turistico unisce queste due realtà. Abbiamo lanciato un brand
un brand in provincia di Belluno come Dolomiti Bellunesi The Mountains of Venice. Legame storico questo di Venezia con Belluno, grazie anche ai famosi zavatteri, uomini che dal Piave per secoli hanno portato dalle montagne fino alla laguna i tronchi d'albero sui quali, tra l'altro, la Serenissima ha edificato la città e la sua flotta navale all'interno dell'arsenale. Proprio a Codissago c'è la famiglia di Zatter e Menadas del Piave, che è una storia anche quella decennale, e quindi in occasione anche del disastro del Vajont mettiamo insieme veramente due momenti molto importanti per la nostra comunità. Vi lascio alle previsioni del tempo, è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Un nuovo ciclone si avvicina al nostro paese, interessando tuttavia in misura minore il nord-est. La giornata di venerdì 19 maggio infatti sarà in genere stabile. Vediamo in dettaglio. Sul Veneto cielo al mattino in prevalenza soleggiato, nel corso del pomeriggio avremo nubi un po' più irregolari, non del tutto escluse delle precipitazioni sparse sui settori montani e occidentali della pianura, specie nella seconda parte della giornata. Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime invece tra i 19 e i 22 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo ampie schiarite con sole prevalente, quantomeno inizialmente. A seguire locali annuvolamenti, ma in genere non daranno origine a piogge. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà variabile. Avremo sole e nubi con aumento della probabilità di rovesci dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.